Vedi qual è il problema? Ciao ragazzi, buonasera. Vedi qual è il problema, Tonio? Che queste dirette a me divertono quando posso cazzeggiare. Poi ci sono delle dirette invece in cui purtroppo tocca parlare di cose serie. Tu mi dirai perché non ne parla Feltri? Perché Feltri purtroppo ne parli, questo è peggio. E allora sono costretto a parlarne anch'io per cercare di trovare in qualche modo una quadratura del cerchio. Sì, Senaldi ne parla, Senaldi è bravo, Senaldi mi piace molto. Poi ne parla Facci domani farà sicuramente un bell'articolo su quel tema lì. Sallusti, molto bravo. Poi c'è quello che mi piace, sì, quello piace anche a te, lo so. Dai, quello... Oddio, quello dell'Huffington Post, come si chiama? Dai, quello meno, no basso, meno, no, senza capelli. No, non è bello, non te lo ricordi. Come cazzo si chiama quello lì? Quello dell'Huffington Post, dai. Vabbè, ragazzi, allora, stavo parlando con Tonio dicendogli una cosa che è importante. Ti posso appoggiare qui un attimo? Sì, ok. Che è importante ed è cioè il fatto che io di solito mi diverto molto quando faccio le dirette e posso cazzeggiare un po'. Purtroppo stasera io cazzeggerò, che è la cosa che mi viene meglio. Però in realtà io stasera so già che sarò costretto a parlare soprattutto della vicenda Bonafede di Matteo e io ne avrei fatto, ve lo dico sinceramente, ne avrei fatto anche a meno, perché, perché riguarda due figure, due persone che hanno la mia stima e francamente questa vicenda, se non era successa, era meglio per tutti. Però ve ne parlerò, solo che io, appunto, quando posso cazzeggiare mi diverto parecchio di più. E invece stasera o vado a vedere la pagina Facebook di Salvini e già lì ogni volta che ci vado mi mette sempre una grande allegria, sono contento ogni volta che lo vedo, come quando sento Renzi, dice così tante cazzate che subito mi inebrio e riprendo un po' pigoro, oppure appunto parlo di Renzi, oppure veramente io non so come fare a ritrovare il buon umore parlando di cose politiche. Intanto però, in mente siamo già a 30.000, ma io vi dico subito ragazzi che se non siamo almeno a 45.000 alla fine della canzone io non farò questa diretta, ma sono serio, perché è veramente una diretta che mi costringerà a spiegare nel dettaglio quello che sarebbe successo tra Bonafede, Di Matteo, persone che stimo, persone eroiche, meritorie, soprattutto Di Matteo per la storia straordinaria che ha, ma per quanto mi riguarda da un punto di vista governativo e lavorativo anche il ministro Bonafede ha avuto il coraggio di fare delle leggi che in termini giudiziari aspettavamo da anni, infatti ha fatto incazzare puntualmente la peggiore destra ritriva che abbiamo in questo paese. Vi dicevo, visto che devo parlare di queste cose e mi devo scaldare un po', poi devo parlare di Salvini, devo parlare di Renzi, allora devo cercare una canzone che mi dia la grinta. Io stamattina, anzi oggi, 2 o 3 ore fa, mentre correvo sul tapirulan, ho scoperto una canzone, ero nella Oasis Radio di Spotify, a un certo punto mi è comparsa questa canzone che è fichissima, parlo come i giovani, fichissima, e voglio farvi ascoltare questa canzone qua. È una canzone di una band scozzese, se non sbaglio l'anno era il 1991, loro si chiamano Primal Scream, sono bravissimi, pazzi scatenati, dei disagiati neuronali scozzesi che sono partiti dall'indie rock, poi si sono messi a fare musica house, dub, spesso hanno collaborato con i DJ, blues, gospel, musica elettronica, musica da rave, erano anche gli anni in cui esplodeva quella droga terrificante che era l'MDMA. E quindi in questa fase storica di grande confusione loro nel 1991 fanno un disco che a me piace molto, che vinse anche se non sbaglio il premio Mercury nel 1992, ma il disco è dell'anno prima. Il disco si intitola Scrimadelica e diventa famoso, forse il capolavoro della band, anzi togliamo il forse, è il capolavoro della band, e contiene una canzone che io non ricordavo più, ma quando l'ho sentita mi ha fatto venire una grinta, una voglia di ballare, una voglia di giocare, una voglia anche di fare sesso, che nel mio caso è anche normale, perché poi da ieri sono senza la compagna, quindi sto dando le testate sui muri. Calcolate che io ormonalmente ho un'autonomia di 12-14 ore, dopo le 14 ore comincio veramente a spaccare tutti i mobili che ho in giro. Ecco, questa canzone mi ha messo una grinta tale che adesso io l'ascolto con voi, perché è un gospel che a un certo punto diventa rock, blues, casino, assolo di chitarra, meraviglioso. La roba più assurda che si potesse fare nel 1991, sono veramente bravi Primal Scream, c'è poco da fare, e si intitola Moving It Up, che tradotto vorrebbe dire moving on, aspetta, come si intitola esattamente? Fammela dire meglio perché altrimenti sbaglio. Moving on up, non moving on up, che vuol dire più o meno sto andando avanti ora, sto andando avanti.
ed è appunto un gospel bizzarro, ma adesso ve lo faccio ascoltare, mi carico, mi gaso, mi bevo un pochino di sidro meraviglioso ucraino, un sidro pazzesco questo, e poi torno serio, intonso, con questa bella giacchina meravigliosa del mio caro amico Maurizio Miri. Chiunque dica c'hai qualcosa sulla giacchetta, lo fucilo, non è qualcosa, è la griffe, è il marchio del grandissimo Maurizio Miri, uno dei più grandi stilisti che abbiamo in questo paese, che mi onora di darmi le sue giacche immeritevoli, nel senso che io non me le merito, però scanzi, ci hai rotto il cazzo, facci sentire sta canzone. Vai, Primal Scream, Moving On Up. È irresistibile sta canzone, irresistibile. Cresce ancora, vai con la batteria, ancora col coro, chitarra perfetta, che brano pazzesco che è questo. Devo alzare, devo ballare. Quanti siamo? 48, 47, quanti siamo? Ballo 30 secondi, mi sfogo e quando torno siamo a 50.000. Solo di chitarra strepitoso, strepitoso. Dai ragazzi, condividete, dobbiamo arrivare a 50.000, altrimenti io non faccio la diretta, ve lo dico ragazzi. Se quando finisce la canzone non siamo arrivati a 50.000, io la interrompo quanto è vero che ho il poster in camera di Filippo Facci. Quindi fate voi, ci avete poco o condividete la svelta oppure c'è poco ragazzi, mi tocca interromperla questa diretta, non posso parlare del caso Bonafede di Matteo, non ci si fa. O la condividete o ci si ferma qui. Pazzesco, che grinta che ha, queste canzoni che ti fanno venire una voglia di vita e anche di qualcos'altro. Maledetta la mia compagna che se n'è andata, accidenti a te quel giorno maledetto che te ne sei andata ieri, maledetta, me la paghi, porca miseria, quanti siamo, insomma ragazzi, stasera vi vedo stanchi, insomma. Siamo a 49.000, insomma, no, in realtà ce l'ho bloccata, altro che, no, aspetta, che qui forse ci siamo arrivati, ma sono io che ho la solita connessione dei disagiati e adesso la sblocco. Allora ragazzi, diciamo che ci siamo arrivati a 50.000, che poi sarà anche vero probabilmente, ma ogni tanto ho dei down in questo wifi. Diciamo che questo wifi è più o meno come è come 52.000, è come i comizi di Zingaretti, ogni tanto c'è il down. Ecco, il wifi di Casa Scanzi si chiama Zingaretti, anche la password, proprio Zingaretti74 è la password di casa mia. Allora ragazzi, prima pagina del Fatto Quotidiano mentre siete più di 50.000, quindi farò questa diretta, ma perché siete voi, altrimenti non l'avrei fatta. Si parlerà di Salvini, si parlerà di Renzi e poi vi racconterò qualcosa che
non lascia spazio, a dire il vero, a tanta ironia, perché è quello che è successo ieri sera da Giletti e che vede coinvolte due figure che, insisto, hanno totalmente la mia stima. Intanto i dati. Trend stabile, e qui non scende, scende ma sempre poco. Malati ora sotto 100.000, come se fosse una bella notizia. A marzo il 49,4 di decessi in più, allucinante. Italia divisa, a Bergamo 568% di morti in più, al sud saliti del 2%, e questo ci dice che al sud per fortuna stanno molto meglio di quanto temessimo tutti, meno male. Allora, Conte, dichiarazioni, e anche qui la prima pagina è di Di Matteo, che dice: Bonafede mi propose di dirigere il DAP, avrei accettato ma ci ripensò. Boss al 41 bis contrari, il ministro esterrefatto, sono solo sue percezioni. Questo è quello che sapevamo fino a ieri sera. Io cercherò di dirvi esattamente come sono andate le cose, almeno da quello che so io e da quello che sono riuscito a scoprire. Prima però voglio dirvi due cose, così vi tengo lì nell'attesa, che mi hanno fatto neanche incazzare, mi hanno messo veramente una... Io non so veramente più come commentare certe cose. Intanto stamattina Matteo Renzi è tornato in televisione e ha sparato a zero sostanzialmente su tutto, ha detto che il governo deve riaprire perché altrimenti sarà una carneficina economica a settembre, come se fosse una decisione del governo Conte quella di dover tenere chiusi i negozi per ghiribizzo loro e non perché abbiamo una pandemia che ci sta devastando. Ha avuto anche il coraggio di trattare il ministro dello sport Spadafora come se fosse una sorta di sottosviluppato, ha detto non capisce niente né di democrazia né di calcio, che detto da Renzi fa anche piacere, soprattutto per quanto riguarda la democrazia. Io me lo ricordo quanto era democratico Matteo Renzi nei confronti dei parlamentari del Partito Democratico che non remavano dalla sua parte, penso per esempio a Mineo, o penso a Civati, o penso a Fassina. Mi ricordo il grande rispetto che ha sempre avuto nei confronti del giornalismo non acquiescente nei suoi confronti, penso per esempio, tanto giusto per farne uno, al Massimo Giannini che all'epoca conduceva Ballarò, per non parlare poi di quello che ha detto e dice del Fatto Quotidiano e anche del sottoscritto. Capisce di calcio Renzi, questo lo scopro adesso, ma soprattutto la cosa che mi mette veramente tenerezza nel percorso politico di Matteo Renzi è questa. Lui secondo me ogni mattina si sveglia e già quando si guarda allo specchio probabilmente ha una certa ferita, un certo dolore recondito, anche estetico, e questo è comprensibile, gli siamo tutti vicini, ti abbiamo nel cuore Matteo. Dopodiché lui cerca di rinsaldare i consensi che sono a picco e io me lo immagino che ogni notte lui dorme, la mattina si sveglia e dice che posso dire oggi per recuperare consenso, quindi fa un brainstorming con se stesso e dice qual è, per esempio, stamattina avrà fatto una cosa tipo qual è la cosa più popolare in Italia, la cosa che tutti vogliono, che piace a tutti? Il calcio. Il calcio è chiuso perché c'è la pandemia, non importa, ora vado in televisione e dico che è tutta colpa dei 5 Stelle, è tutta colpa di Spadafora, bisogna aprire tutto. E attenzione, ha detto la stessa cosa di Salvini e la stessa cosa della Meloni, al che io veramente lo ripeto nuovamente a Matteo Renzi, glielo dico con tutto l'affetto che mi lega a lui, legati una volta per tutte, unisciti una volta per tutto a Salvini, a Berlusconi, a Meloni, dici le stesse cose da anni le dici uguali a Berlusconi, da mesi le dici uguali a Salvini e alla Meloni, unisciti, fai la stessa cosa, così puoi andare con loro, insulti dalla mattina alla sera, il Fatto Quotidiano, il Movimento 5 Stelle, la sinistra, Bersani, Zingaretti, sei contento e la smetti di asciugarci i coglioni, perché veramente non se ne può più. Dall'altra parte chi c'è? C'è il grande Matteo Salvini, poi ve ne parlo, lo so che siete qui che dite sì, però Scanzi sta tergiversando perché non vuol parlare della vicenda Bonafede di Matteo, figuriamoci se tergiverso ragazzi, l'ho studiata tutta la mattina anche se avevo ben altre cose da fare, ma l'ho voluta proprio preparare perché voglio essere estremamente chiaro. Ma semplicemente vi faccio attendere volutamente anche perché io non posso non parlarvi di Matteo Salvini. Lo sapete che quando sono triste vado nella pagina Facebook di Salvini e leggo quello che dice. Ora intanto lui ha detto una cosa che io un po', dico condivido, però qui un po' ha ragione ragazzi, ve lo dico. Quando lui per esempio pubblica l'intervista al professor Santini dell'Università di Yale negli Stati Uniti, dove stanno utilizzando su larga scala la plasmaterapia di Pavia e Mantova. Il tutto mentre in Italia è sotto silenzio. Ora devo dire ragazzi, è questa cosa della plasmaterapia che stanno utilizzando a Pavia e Mantova, che sembra stia funzionando molto sulle persone malate di Covid, quindi non funziona come prevenzione, funziona come cura, io ne parlerei un po' di più.
È vero che appena ne hanno parlato è arrivato Burioni con i suoi consueti toni molto garbati e ha mandato tutti a fanculo, però diciamo che la scienza esisteva prima ed esisterà anche dopo Burioni, quindi è bene che Burioni capisca che la scienza non coincide in maniera totale con Burioni, anche perché se coincidesse con Burioni sarebbe un problema, visto che ai primi di febbraio, quando andava in televisione da Fazio, lui il 3, 2, 4 febbraio, non me lo ricordo, ebbe a dire rischi per l'Italia col Covid? Nessuno, assolutamente nessuno, e infatti poi si è visto. Frase che ha ripetuto poi da Mirta Merlino qualche giorno dopo, quando disse non ci sono assolutamente rischi, preoccupiamoci dei fulmini, preoccupiamoci di cose delle tempeste, ma di sicuro non del Covid. Quindi io questa cosa la terrei, la racconterei e la focalizzerei, la zoomerei questa cosa della plasmaterapia, perché noi siamo bisognosi di cure e anche bisognosi di speranze. Quindi in questo senso io condivido il fatto che quello che dice Salvini, cioè che se ne stia parlando poco. Purtroppo, devo dire, non condivido tante altre cose che ha detto anche oggi, per esempio, al di là di questa foto terrificante, buon lunedì a tutti e voi amici, un pensiero speciale a tutte le mamme e i papà, e c'è lui in primo piano, fuori fuoco, vabbè, lasciamo perdere, no, bene che stai zitto, Scanzi, stai zitto, non dire queste cose brutte. Ecco, in realtà io però, perché volevo parlarvi della prima pagina, della pagina Facebook di Salvini? Perché lui ieri sera ha avuto il coraggio di pubblicare una foto di una ragazza, di una donna, non lo so, di cui si vede soltanto il petto, e questa donna ha una maglietta che si è sicuramente stampata da sola, che riproduce l'autocertificazione, un'autocertificazione finta, quindi c'è scritto Ministero dell'Interno, autocertificazione, e l'ex Ministro dell'Interno Salvini pubblica una foto scherzosa, ironica, in cui una ragazza, una donna, indossa questa t-shirt, non questa, la t-shirt bianca con l'autocertificazione, e c'è scritto, foto pubblicata da Matteo Salvini, 26% dei consensi, ex Ministro dell'Interno, ex Vicepresidente del Consiglio, autocertificazione, io sottoscritto, nato a, residente il, via, dichiaro, mi sono rotto il cazzo, mi sono fracassato i coglioni, avete scassato la minchia. Data, firma. Bello. E sono veramente dei bei messaggi. C'è proprio questo contenuto forte da parte di Matteo Salvini che affascina, perché lui è veramente uno che è sempre pieno di contenuti, sempre pieno di toni garbati, ed è anche uno che non si ripete mai, perché anche dentro la pandemia lui è riuscito di nuovo a tirare fuori questo cavallo di battaglia sempiterno dei migranti, degli irregolari, di quelli che vengono fatti entrare dalla sinistra buonista, e adesso ce l'ha con la Bellanova. Ora, ragazzi, tutto si può dire fuorché che io sia un renziano, e tutto si può dire fuorché che la Bellanova sia un emblema della sinistra. Ma Matteo Salvini 5 ore fa ha avuto il coraggio di dire, attenzione come riassume la storia recente del governo e della politica italiana, prima lasciano che decine di mafiosi assassini escano dal carcere. Ne sono usciti in 4, decine un cazzo. Ne sono usciti in 4 e non è stato lo Stato a farli uscire, e ve lo dico adesso parlando della vicenda Bonafede di Matteo. Non c'entra un cazzo lo Stato, non c'entra un cazzo il governo, non sono 10, sono 4. Matteo Salvini 4, compreso Bin Laden e Zagaria. Poi provano una sanatoria di centinaia di migliaia di clandestini. Ecco, questa è l'accusa. La Bellanova sta tramando e brigando per fare una grandissima sanatoria di centinaia di migliaia di clandestini, che è una grande idea che porterebbe anche voti, quindi pensa quanto sarebbe intelligente la Bellanova se facesse una cosa di questo tipo qua. Abbiamo tutti insieme il dovere morale di fermarli, proprio il dovere morale, capisci? Non è che noi possiamo essere in disaccordo, no, noi abbiamo il dovere morale di fermarli, perché l'urgenza è preoccuparsi dei clandestini che godrebbero di questa sorta di non lo so, sanatoria, come dice lui, da parte della Bellanova. Oppure dobbiamo ribellarci a che cosa? Allo Stato che libera decine e decine di mafiosi e assassini che escono dal carcere, perché Bonafede si è alzato così e ha detto a quelli del DAP fate le circolari, fate uscire tutti. Poi lui telefona, Bonafede, persona dopo persona, giudice di sorveglianza in giudice di sorveglianza, e a tutti gli dice fammeli uscire, così quando sono tutti usciti Salvini ci può rompere i coglioni. Questa è la chiave di lettura della realtà di Matteo Salvini. Poi c'è anche un PS, per agricoltura e turismo reintroduciamo i voucher, i posti di lavoro a tempo per disoccupati, cassaintegrati, studenti e pensionati italiani e anche stranieri, ovviamente, cioè se lo concede. Potete lavorare anche voi stranieri, ovviamente, perché ve lo dice lui, purché regolari. Diciamo che il PS era anche accettabile. Le prime 4 righe, 3 anzi, del testo del post di Matteo Salvini di 5 ore fa, no. Ve lo volevo dire anche questo, quindi volevo scaldarmi e rallegrarvi con le continue cazzate politiche dei due Matteo, quello debole e quello debolissimo. Decidete voi chi sia il debole e chi sia il debolissimo, anche se io ho le idee molto chiare. A questo punto però, ragazzi,
si va, come si dice ad Arezzo, si arriva dove il pan se cosce, cioè si va nel momento e si va a toccare il tema nevralgico di queste ore. Ora, ieri sera io devo bere perché ho parlato troppo. Ne avevo bisogno, fammelo prendere un altro po', va? Questo è un sidro meraviglioso, un sidro ucraino bellissimo, una bontà, una cosa, non ci si crede. Poi in Ucraina perché cazzo faranno il sidro non si è capito. Buonissimo, si chiama Berryland. Allora, ieri sera io non ho visto la puntata di Non l'Arena, non per snobismo, semplicemente perché non l'ho vista, tutto qua. Non l'ho vista e quindi non ho potuto commentare in diretta, diciamo che ho cercato di fare altre cose e ci sono riuscito a farle tranquillamente, mi sono guardato una bella serie televisiva, come vi avevo detto ieri sera, la serie televisiva è Ozark, sto guardando la terza stagione, è su Netflix e ve la consiglio perché è molto molto bella, soprattutto se avete amato Breaking Bad. Finisco di vedere la serie televisiva e scopro che è successo un bel casino, perché dai messaggi che mi arrivano capisco che c'è stata una telefonata molto forte da parte di Di Matteo a Giletti in diretta. Ora già il fatto che ci sia stata una telefonata di Di Matteo a Giletti è una notizia in sé, perché quante interviste ricordate voi di Di Matteo? Quante volte vi ricordate Di Matteo che telefona in diretta a un programma televisivo? E quanto avreste scommesso che un giorno Di Matteo, uno dei PM più schivi, più integerrimi, più seri, più a rischio purtroppo, scegliesse come telefonata live in diretta in televisione Giletti? Era veramente qualcosa di assolutamente imprevedibile, cioè, un po' come se Nardella vincesse il pallone d'oro, cioè siamo al delirio, siamo oltre ogni leggenda, però è successo. Perché è successo? Perché ha avvertito il bisogno Nino Di Matteo, grandissima figura e grandissimo servitore dello Stato, di telefonare perché voleva chiarire come fossero andate le cose in seno al DAP, visto che si stava parlando di svuotacarceri, di scarcerazioni, e soprattutto ha raccontato un retroscena che ha colpito tutti, perché è un retroscena estremamente forte. Cioè, a un certo punto, tra il giubilo, l'orgasmo, oserei dire, dei presenti in studio, a partire dal conduttore, che infatti, non ve l'ho detto, ma mezz'ora fa Matteo Salvini ha postato una foto di Salvini con Giletti abbracciati e Salvini che sotto ha scritto una cosa tipo io sto con Massimo, giornalista vero, come se Giletti fosse vittima di chissà quali attacchi. Se fosse così ha tutta la mia solidarietà, ma non mi risulta, semplicemente fatto uno scoop, è stato bravo dal suo punto di vista, ma insomma, francamente non mi sembra che Giletti sia uno che rischi il posto di lavoro o che rischi chissà quali attacchi, si sarà beccato degli insulti come li becco io dalla mattina alla sera. I social purtroppo sono anche merda e i social purtroppo